Turismo, la sua evoluzione da qui ai prossimi 30 anni. Sul tavolo le ricette, rivedere e organizzare i flussi, fare nuove costruttive sinergie tra territori, rivedere la viabilità, offrire migliori servizi. Sono solo alcuni degli aspetti sui quali nei prossimi anni bisognerà lavorare. Una ricetta soprattutto la mette sul piatto il governo, riprendendo la bistrattata e poco applicata tassa di soggiorno. È in vigore in 300 comuni su 8.000. La cosa più importante è omogeneizzarla, ma soprattutto ragionare su una tassa di scopo. Cioè io personalmente credo che le risorse debbano essere finalizzate a piani di miglioramento del turismo. Una tassa che deve diventare di scopo e non più ad uso e consumo dei comuni, d'accordo anche la Regione Veneto, che anzi incalza. Quello che chiediamo noi come Regione Veneto è di avere almeno una percentuale di questa tassa di soggiorno, non propriamente nelle nostre tasche, ma almeno di condividerla in un tavolo di lavoro, di concertazione con i comuni per fare delle strategie di promozione turistica integrata. E se il governo punta al rilancio del portale italia.it, la nostra regione vola più in alto e sogna veneto.eu, come spiega il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli. Io sogno un'app, per esempio, uno arriva nel territorio del Veneto, si scarica un'app veneta. Turismo non deve e non può voler dire solo Venezia. Venezia, per assurdo, diventa una località che ha la necessità di contingentare l'afflusso dei turisti. Però il resto del Veneto invece ha la necessità di attrarre turisti. Però c'è qualcosa in comune in queste due cose, bisogna attirare turisti che abbiano una maggior capacità di spesa. Noi dobbiamo aumentare la qualità del turismo in Venezia, anche perché Venezia sarà soggetta nei prossimi anni a aumentare sempre di più i carichi. Quindi noi dovremo prendere i turisti che vengono a Venezia e fargli scoprire il resto del Veneto. Turismo che ha un peso importante nell'economia del paese, ben 94 miliardi di fatturato, e il Veneto contribuisce con 10, ma non basta. Gli operatori hanno bisogno di imparare che non si può competere da soli, si compete in squadra e forse questo è uno degli aspetti che un po' in generale in tutto il territorio italiano sono un po' più carenti. Migliorare i servizi di trasporto con un input a quello aereo, aumentare la spesa media del turista che arriva, e per non fare implodere di Turismo Venezia basta il turismo low cost. Bisogna farla desiderare questa città. Spesso troviamo in giro per Venezia centinaia, migliaia di turisti col gelato in mano, distratti, non sanno neanche cosa stanno vedendo.